Sono state ritrovate in Romania le bici rubate alle squadre nazionali di pista lo scorso 23 ottobre a Roubaix. È stata la stessa federazione ad annunciare il ritrovamento sul suo sito, un lieto fine in una vicenda iniziata la mattina del 23 ottobre, quando venne scoperto il furto di 20 biciclette Pinarello, di cui 15 da pista del valore di 50.000 euro l'una. Il colpo era stato messo a segno al termine dei mondiali di ciclismo su pista, a Roubaix per l'appunto, durante la notte da una banda che aveva scassinato il furgone sul quale erano state caricate le bici, comprese quelle di Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon, vincitori della medaglia d'oro. Sin dalle prime indagini si era capito che il furto era opera di una banda di professionisti. L'epilogo della vicenda nel corso di un'operazione molto articolata della polizia di Vracea, che ha recuperato le 22 biciclette mentre i malviventi stavano tentando di venderne alcune. Nell'operazione sono state arrestate 20 persone. Ora si attende il ritorno nel nostro paese delle bici, rientro che verrà coordinato dalla polizia italiana.